Il portellone finisce in mare, paura e disagi sul mezzo della Siremar. Importante testimonianza sul piccolo Gioele. Il commissario Mario Zappia e i problemi dell'ospedale di Agrigento. Alla Fortitudo il ritorno di Andrea Saccheggi e il ritorno sul ring della licatese Gloria Peritore. Benvenuti su TVA Notizie. Come avete sentito dai titoli, il portellone del traghetto finisce in mare, per fortuna soltanto disagi per i passeggeri, il nostro servizio di apertura. Un'odissea quella che hanno vissuto ieri pomeriggio i 315 passeggeri che sono partiti dall'isola di Lampedusa, che al termine delle loro vacanze facevano ritorno a Porto Empedocle, tra questi anche 80 migranti diretti alla città empedoclina per la loro identificazione e il successivo trasferimento presso altre strutture. Un guasto al portellone del traghetto Lampedusa-Porto Empedocle ha tenuto in ostaggio i passeggeri che sono stati costretti a scendere a Linosa per diverse ore. Il traghetto Sansovino della Caronte Tourist era partito come ogni mattina da Lampedusa per tornare a Porto Empedocle, ma durante le operazioni di imbarco a Linosa il portellone di poppa non ha retto ed è caduto in mare, staccandosi definitivamente dall'imbarcazione. Tutti coloro che erano sulla nave sono stati quindi costretti a scendere sulle coste della piccola isola di Linosa, portando anche i propri mezzi sulla terraferma, tutti insieme ad attendere i mezzi sostitutivi per raggiungere Porto Empedocle senza alcun distanziamento, e quindi è arrivata la Cossiria che navigava verso Lampedusa e fatti salire a bordo, mentre i restanti 150 sono stati imbarcati sull'aliscafo con una corsa straordinaria, con l'arrivo a Porto Empedocle in tarda nottata. Sulla vicenda è anche intervenuto il deputato agrigentino di 5 Stelle Di Caro, che afferma come da 15 anni la motonave Sansovino è oggetto di manutenzioni raffazzonate che mettono a rischio l'incolumità dei passeggeri, dando una pessima immagine dell'isola e ai turisti che vi arrivano. Con una interrogazione parlamentare De Caro ha chiesto all'assessore alle infrastrutture Falcone la sostituzione della Sansovino con traghetti Paolo Veronese e Carpaccio, questo prima di garantire la tratta con i nuovi mezzi. Per l'onorevole Di Caro la Caronte Tourist non può fare solo cassa a discapito della sicurezza dei passeggeri. Intanto raccogliamo la testimonianza di chi ha vissuto questi momenti direttamente sul posto. È dalle 14 che siamo bloccati sull'isola di Linosa dopo che il portellone della nave Sansovino è caduta in mare. Adesso siamo trattati da bestie, proprio una situazione veramente drammatica, perché le persone sono state scese su disposizione delle autorità nel porto di Linosa, e praticamente, se voi vedete, dopo che è arrivata la seconda nave che sta imbarcando i mezzi pesanti con i passeggeri verso Lampedusa, e partiranno stasera alle 22 per Porto Empedocle per il ritorno, e praticamente ora è arrivato l'aliscafo e ci stanno dicendo che l'aliscafo deve andare prima a Lampedusa per fare scendere i passeggeri e dopo ritornerà a Linosa alle 21 per portarci a Porto Empedocle. Una situazione veramente pirandelliana, perché sulla nave Sansovino c'erano gli immigrati e li hanno imbarcati già sulla seconda nave arrivata da Porto Empedocle, mentre noi, poveri italiani, siamo qui a Linosa dalle ore 14 messe sotto il sole, senza neanche una bottiglia d'acqua dataci da qualche volontariato, da qualche associazione, da qualche persona volontaria. Di queste associazioni ce ne sono tante in giro per l'Italia. Qui per noi, per tutti questi passeggeri che ci sono, che lo vedete a Linosa, praticamente neanche una bottiglia d'acqua. Siamo veramente stremati dal viaggio, un'odissea. Dopo l'incidente Gioele era vivo, un'importante testimonianza che riguarda il bambino figlio di Viviana Parisi.
Il piccolo Gioele era vivo dopo l'incidente verificatosi in galleria contro un furgone. Il bimbo di 4 anni, scomparso dal 3 agosto scorso, era in braccio alla madre in posizione verticale e senza alcuna ferita. A rivelarlo un testimone presente sull'autostrada 20 Messina-Palermo, dopo l'impatto dell'utilitaria, condotta da Viviana Parisi, la 43enne di Venetico, trovata successivamente morta nei boschi. A rendere noto il contenuto della testimonianza il procuratore di Patti Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della DJ e sulla scomparsa del figlio della donna. Gioele, ha evidenziato il magistrato, aveva gli occhi aperti. A raccontare alla procura di Patti alcuni degli ultimi momenti di vita della donna sono stati i testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al nord. All'inizio, ha spiegato il procuratore, avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione, hanno capito che era quello l'incidente e si sono presentati. La testimonianza chiarisce alcuni aspetti di questa vicenda misteriosa e in particolare i dubbi degli inquirenti sulla presenza in auto del piccolo al momento dell'incidente e del successivo allontanamento di Viviana Parisi nelle campagne di Caronia, dove poi la 43enne è stata trovata morta con il viso sfigurato. Ancora oggi nessuna traccia invece del figlioletto. Quando Viviana è scesa dall'auto dopo l'incidente, ha fatto sapere il procuratore, camminava in modo veloce ma non correva e nei confronti di Gioele aveva un atteggiamento protettivo. La procura continua a non escludere alcune ipotesi e continua a coordinare le ricerche di Gioele. Fino ad oggi non sono serviti droni, elicotteri e decine di persone coinvolte nelle ricerche. La speranza è adesso rivolta nei cani iperspecializzati in ricerca di resti umani. Nei boschi di Caronia da qualche giorno si trovano 4 dei 5 presenti in tutta Italia. Abbiamo chiesto al commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, come intende muoversi in favore dell'ospedale San Giovanni di Dio per superare le carenze. Arturo Cantella. Tante le priorità del nuovo commissario straordinario, da poco insediatosi all'ASP di Agrigento, con una cerimonia che ha visto la presenza di alcuni componenti della Deputazione agrigentina, quali l'onorevole Margherita La Rocca Rubolo, presidente della Commissione Sanità, del deputato Matteo Mangiacavallo e del presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino, e dirigenti dell'ASP presenti per l'occasione, come il dottore Mancuso e il direttore Mazzara. Il neocommissario ha preso già visione delle prime strutture provinciali, si è poi soffermato sulle emergenze che da sempre sono aperte presso il nostro ospedale, come ad esempio il pronto soccorso del San Giovanni di Dio. Un'emergenza è il pronto soccorso di Agrigento, non so se l'hanno già informata. Abbiamo avuto il caso della collega Guida che è morta. Tutti i pronto soccorsi sono un'emergenza, ma questo è un'emergenza perché il territorio non è organizzato. Allora, intanto interveniamo subito sul pronto soccorso per quello che si può fare, però se vogliamo risolvere il problema definitivo dobbiamo fare in modo che la zia Peppina, è una zia che io mi porto sempre dietro, non ce l'ho la zia Peppina, che è quella che sta da sola, poverina, abbia un punto dove qualcuno gli possa dire se sta bene o male, che può essere il pronto soccorso perché in questo momento non c'è niente, oppure il medico di famiglia che invece di fare 2 ore, 3 ore ne fa 8, serve un punto nel territorio che sia aperto per le zie Peppine di qui sopra. Qual è la prima cosa che farà adesso dopo aver preso comunque conoscenza del nostro territorio? Ancora non ho preso conoscenza. Vabbè, appena lo farà, la prima cosa alla quale si dedicherà su per giù, avrà un programma? Allora il mio programma, come dicevo, è intervenire subito nelle accettazioni. Allora, il mio percorso mentale è dove va il cittadino, che entra in ospedale, dove va? O alla spedalità o al pronto soccorso, a meno che va in ospedale per farsi una passeggiata, ma non c'è. Parallelamente a questo, al territorio, qual è il punto di ingresso del cittadino? Poliambulatorio e guardia medica o continuità assistenziale. Quindi io seguo il percorso del paziente. Il consigliere comunale di Porto Empedocle Michelangelo Bruno Gallo di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al sindaco Ida Carmina sulle somme destinate al comune di Porto Empedocle dalla regione. Il consigliere chiede se parte delle somme verranno assegnate ai commercianti locali. Trasferimento dei migranti da Lampedusa, impegno della prefettura di Agrigento per garantire l'ordine pubblico. La quarantena a bordo della nave Aurelia. Arturo Cantella.
Nota stampa della Prefettura di Agrigento in relazione al continuo susseguirsi degli sbarchi sull'isola di Lampedusa, che ha raggiunto finora circa 1 migliaio di presenze. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, è impegnata nell'attività di trasferimento dei migranti al fine di alleggerire l'isola dalla loro presenza. Nella giornata di ieri, 17 agosto, sono stati trasferiti 164 migranti sottoposti al tampone rinofaringeo, con esito negativo, che troveranno accoglienza in strutture del Piemonte e della Calabria. Nella giornata di oggi è previsto presso l'isola di Lampedusa l'arrivo della nave Aurelia, noleggiata dal governo per la quarantena dei migranti, su cui troveranno accoglienza circa 250 migranti. Sempre nella mattinata di domani verrà attivato a mezzo del traghetto di linea un ulteriore trasferimento di migranti negativi al tampone rinofaringeo. Massima è l'attenzione per le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica sull'isola, afferma la nota stampa della Prefettura di Agrigento, essendo state impartite disposizioni finalizzate al rafforzamento dei servizi di vigilanza all'hotspot interessato dal fenomeno degli allontanamenti di alcuni migranti, resti ad osservare il regime della quarantena sanitaria. Intanto, ieri pomeriggio, grazie allo sforzo congiunto delle forze dell'ordine e del personale dell'hotspot, 15 migranti che si erano allontanati dalla struttura isolana sono stati rintracciati e ricondotti presso il suddetto centro di accoglienza. Doveva stare a casa in attesa del tampone dell'ASP, invece se ne stava tranquillamente a spasso. Ecco perché servono leggi più severe, tali da scorreggiare individui come questo. Davvero si può essere così irresponsabili? La domanda nasce dopo la scoperta di un individuo in un comune dell'Agrigentino che non sarebbe dovuto uscire da casa perché in quarantena, trovato invece per strada a spasso tranquillamente. Un caso non isolato, purtroppo, che dovrebbe meritare non certo una semplice denuncia, perché siamo di fronte a un attentato alla salute pubblica. Individui che non tengono conto delle ordinanze, come nel nostro caso, devono essere messi nelle condizioni di non nuocere al prossimo. Il tizio in questione doveva restare in isolamento fino all'esito del tampone dell'ASP. Invece, e non ci vengano a dire adesso che abbiamo di fronte un malato di mente, l'uomo, invischiandosene di tutto e di tutti, ha deciso di fare una passeggiata nel corso del paese. Grazie intanto ai carabinieri che lo hanno scovato. E intanto altra fuga di migranti nel Messinese. Stanotte sono scappati altri 20 tunisini dalla caserma di Visconte, dal CAS. Prima c'era anche l'hotspot, l'abbiamo chiuso, è rimasto il CAS. Hanno tentato di fuggire in 40, 20 purtroppo sono andati via. Nuova fuga di migranti dall'ex caserma Gasparro di Visconte a Messina. Questa notte, riferisce il primo cittadino Cateno De Luca, altri 21 sono andati via, 19 tunisini e 2 del Sudan. Il sindaco ha ribadito che se il 27 agosto, il giorno dopo la conclusione della quarantena obbligatoria dei migranti ospiti della struttura, non sarà stato chiuso anche il CAS, centro assistenza straordinaria, oltre all'hotspot, sarà pronto a proteste eclatanti. Si tratta infatti della quarta fuga di migranti. Ci sono 50 tunisini, scrive De Luca, in giro per la città. Adesso basta, occorre chiudere definitivamente. Con queste politiche sbagliate state invadendo il nostro territorio. Ci sono 50 tunisini in giro per la città che nessuno finora è riuscito a rintracciare, compreso questi 20. Io come massima autorità locale sono obbligata ad informare la mia comunità e ribadisco, il 26 agosto finisce il periodo di quarantena di questi altri 20 che sono rimasti lì e non sono riusciti a fuggire, sempre se nel frattempo ancora non se ne vanno via. Il primo cittadino ribadisce quanto già promesso nei giorni scorsi. Il 26 agosto termina il periodo di quarantena dei 20 tunisini che non sono riusciti a fuggire. Dopodiché a Messina non deve esserci più nessun migrante e la caserma Gasparro sarà chiusa. Non voglio più sentire parlare di hotspot e cassa a Messina. De Luca si dichiara pronto a occupare, in caso contrario, la prefettura in segno di protesta.
Sono pronto, dice, a farmi arrestare per mantenere fede all'impegno preso con la mia comunità, la quale chiede risposte su tale spiacevole vicenda. Stiamo parlando dell'incolumità pubblica e privata e io non ci sto a continuare a metterla a repentaglio. Ci sono percorsi che vanno rispettati e chiedo alla mia comunità di accettare tale scadenza, oltre la quale sarò io stesso ad agire di conseguenza. Francamente, siamo stanchi dei migranti a Visconte. Dal 27 a Messina non ci dovrà essere più un migrante, la caserma Gasparro si chiude, non voglio sentire più sigle strane, hotspot, gas e varie porcherie, portateveli in Parlamento i migranti, perché ripeto, è giusto che si continui con la solidarietà, ma la solidarietà sicura per i migranti e sicura anche per le nostre popolazioni. E adesso in esclusiva per il nostro TG al microfono del direttore Arturo Cantella, il giornalista Lelio Castaldo parla delle minacce ricevute da ambienti della politica locale. Al collega intanto sono giunti numerosi attestati di solidarietà. Siamo con il collega Lelio Castaldo che durante una sua intervista di mezzo agosto ha lanciato delle accuse, ecco, ti sono state fatte delle accuse, qualcuno ti ha minacciato, qualcuno della politica, con il riservo dovuto, se ci puoi dare delle spiegazioni. Spiegazioni non ne posso dare, anche perché già hai detto tanto tu, caro direttore, niente, sono miserie umane che purtroppo te le ritrovi, ti ritrovi anche queste cose nel corso della tua vita. L'unica cosa che hai segnalato bene è che questo fatto così miserevole avviene da una parte politica, che non sai solitamente come accade in questi casi, la mafia, la stidda, nulla di tutto ciò, solo miserie umane. Nei prossimi giorni ovviamente sarà fatta anche un po' di chiarezza, però posso anticipare solo una cosa, che quando verrà tutto alla luce saranno tantissimi a non meravigliarsi, soprattutto di questi soggetti, perché molti sanno che sono particolarmente adusi ad usare la violenza anche fisica, e quindi ne hanno fatto una ragione di vita. Ti aspettavi tanta solidarietà da parte di questo mondo, tanti colleghi, giornalisti, anche sindacati, insomma anche lo stesso sindaco, una grande solidarietà? Mi dispiace che non si è vista la solidarietà che è arrivata anche da Palermo, da tantissima deputazione regionale, con una serie di WhatsApp che custodisco con molto orgoglio. Vuol dire che le persone per bene esistiamo, abbiamo tanta voglia di cambiare questi modi così incivili, perché la cosa grave che ho detto, la ripeto, è questo: ne hanno fatto della violenza una ragione di vita. Tutto questo non è possibile. Adesso devo necessariamente rivolgermi a chi deve proteggere me e la mia persona. Tutto ciò non fermerà il tuo lavoro? No, assolutamente no, lo raddoppia, lo triplica forse. A Licata salta la distribuzione idrica prevista per oggi. Il motivo, sostiene la gestione commissariale di Girgenti Acque, è legato all'intervento per eliminare alcuni allacci abusivi che hanno interessato l'acquedotto Favara di Burgio. Don Melchiorre Vutera, da vicario generale a nuovo parroco del quartiere San Vito di Agrigento. Interessati alla rotazione altri sacerdoti. Vediamo. Al via gli avvicendamenti parrocchiali predisposti dal cardinale Francesco Montenegro nella diocesi agrigentina. A comunicarlo lo stesso con una lettera inviata alla chiesa della città nel giorno dell'Assunzione della Madonna, 15 agosto. Don Franco afferma: il tempo dell'emergenza del coronavirus ci ha insegnato che è necessario tornare all'essenziale anche per fare ripartire la vita delle nostre comunità, offrendo il nostro contributo per il rinnovamento missionario della Chiesa agrigentina.
Con questo spirito i nuovi parroci e tutti noi viviamo questo momento del cammino, chiedendo che sia sempre viva la speranza per un futuro migliore, mentre ci prepariamo con gioia a vivere la consacrazione episcopale dell'arcivescovo coadiutore Don Alessandro, che il Santo Padre Francesco ha voluto designare come mio aiuto e mio successore nella guida di questa Santa Chiesa agrigentina. Insieme a lui e ai più stretti collaboratori abbiamo pensato ad alcuni cambiamenti nella guida delle comunità parrocchiali per questo nuovo anno pastorale. Secondo le norme canoniche, il vescovo coadiutore al momento della consacrazione diventa ipso facto vicario generale della diocesi. Ringrazio pertanto di vero cuore Don Melchiorre Vutera, che per 11 anni mi ha collaborato come vicario generale nel servizio della Chiesa agrigentina, per il suo servizio pronto e generoso, e sono certo che continuerà ancora a servire il Signore e la Chiesa con lo spirito e lo stile che lo contraddistinguono. Sono certo che troveranno comunità accoglienti e pronti a sostenerle nel loro compito di guida, padri e fratelli di tutte le persone loro affidate. Il 1° ottobre vivremo un altro momento di grazia per l'ordinazione presbiteriale di 6 nostri diaconi, mentre ringraziamo il Signore per questo grande dono in tempi così difficili per le vocazioni, e lo preghiamo perché santifichi questi eletti e li renda conformi a Cristo Buon Pastore. Questi i nomi dei presbiteri interessati al cambiamento in quest'anno pastorale. Nomina di parroco per Don Melchiorre Vutera, Don Liborio Lauricella Ninotta, Don Lillo Di Salvo, Don Sergio Sanfilippo, Don Aldo Sciabarrasi, Don Raimondo Sorintano, Don Angelo Burgio, Don Nazareno Ciotta, Don Gioacchino Zagarrì, Don Gioacchino Scimè, Don Vincenzo Licata, Don Tommaso Pace, Don Francesco Burgio, Don Gaspare Sutera, Don Tonino Cilia, Don Giovanni Corona. Nomina di coparroco va Don Salvatore Cardella, nomina di vicario parrocchiale Don Giuseppe Pace, Don Pastor Negni, Don Stefano Principato, Don Calogero Cusumano, Don Massimo Musso. Altre nomine vanno a Don Angelo Portella, confessore a Ioppolo Giancaxio, e Don Angelo Santamaria, cappellano all'Istituto San Vincenzo Casamadre a Licata. Lunedì 31 agosto alle 10:30 il cardinale incontrerà in episcopio i sacerdoti interessati al cambiamento per un saluto fraterno, uno scambio di idee, per concordare le date dell'inizio del nuovo ministero. Festa della Madonna dell'Aiuto a Campobello di Licata. A causa dell'emergenza sanitaria annullata la tradizionale sfilata di cavalli e carretti siciliani. Vediamo. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ferma la tradizione ippica più bella e suggestiva della Sicilia. Quest'anno infatti la Rietina di Campobello di Licata, sfilata di cavalli bardati e carretti siciliani collegata alla festa della protettrice del paese, la Madonna dell'Aiuto, dopo ben 283 anni non si farà. Nessuna traccia della manifestazione nel programma diffuso dal comitato organizzatore della Chiesa Madre per i festeggiamenti della Madonna, che hanno preso il via ieri con i vespri, la recita del Rosario e la messa in Chiesa Madre. La notizia che la Rietina non si farà è stata confermata dal sindaco Gianni Picone. Purtroppo quest'anno, ha detto il sindaco, dobbiamo rinunciare ad una delle kermesse più belle e caratteristiche della Sicilia, che richiama in paese l'attenzione di migliaia di turisti e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. La Rietina ogni anno si è svolta, e questo dal lontano 1737, il lunedì successivo al giorno della festa, che ricade la terza domenica del mese di agosto, quando a Campobello ci sono molte persone che rientrano per le vacanze estive nel proprio paese dall'Italia o dall'estero. La Rietina è una sfilata di carretti siciliani che attraversano l'intera cittadina accompagnati da gruppi folcloristici. Al termine della sfilata si svolge l'asta per aggiudicarsi la bandiera della Madonna, la bannera, che viene assegnata al miglior offerente. Partecipano all'asta persone che hanno fatto una promessa alla Madonna dell'Aiuto. Il denaro raccolto viene donato alla Chiesa Madre. La manifestazione di Campobello di Licata viene descritta anche da Francesco Nicotra come cavalcata imponente con donativi di grano alla Madonna, caratterizzata da sontuose e sgargianti bardature e gualdrappe tintinnanti di campanelli e disposti a sonagliere. Questa solenne cerimonia affascinò il P3, che la inserì nel suo libro delle feste patronali. E adesso pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco. La Ragona di Luigi Pirandello verrà riscoperta domenica 30 agosto grazie alla Proloco nell'ambito della manifestazione Domenica nei Borghi Sicani. Le guide turistiche accompagneranno i visitatori
nei luoghi delle novelle di Pirandello. Info Point Turismo a Messina, l'annuncio dell'assessore alla cultura della città dello Stretto. Abbiamo notato che la maggior parte dei crocieristi che prima o poi riprenderanno passano da qui per andare verso Montalto e abbiamo pensato che questo sia il luogo giusto per intercettare questi flussi attraverso una segnaletica che è pronta per essere installata. È chiaro che il turismo in questa città è una parolina praticamente che viene inflazionata soltanto nel momento in cui uno spera che questa città possa vivere di turismo, ma non si era attivata fino adesso nessuna strategia affinché questo si potesse concretizzare. Purtroppo l'emergenza Covid ha rallentato tutto quello che erano i programmi messi in atto, soprattutto in collaborazione con gli operatori di settori, perché non è l'amministrazione che sta lavorando da sola secondo un suo progetto, ma cercando di coinvolgere gli operatori di settori che sono le agenzie, i tour operator, le guide turistiche abilitate. Quindi ognuno per la propria esperienza ha dato dei suggerimenti, ha fatto notare delle criticità che abbiamo accolto. In ogni caso ci siamo resi conto che il turista vaga fino adesso in città in maniera autonoma, oppure ha bisogno di qualcuno che lo accompagni. E allora abbiamo pensato di realizzare delle cartine tematiche di percorsi cittadini che consentano al turista di camminare in maniera autonoma utilizzando Google Maps con queste cartine che sono state realizzate tenendo conto di 6 percorsi in città. Un altro invece è indirizzato alle scuole o è indirizzato anche a altri turisti che vogliono conoscere alcune peculiarità delle nostre fontane, dei nostri palazzi. Abbiamo realizzato una cartina dei Messina nascosta, cioè andiamo a cercare dei particolari poco noti. È una specie di caccia al tesoro, ma divertente perché mentre cerco il particolare scopro il monumento. Si chiede di fotografare questi 20 elementi e di ritornare all'infopoint dove si riceverà un gadget. È un modo simpatico per conoscere la nostra città in maniera diversa. Questo è soltanto l'inizio, ma ora un inizio c'è, bisognava prima o poi partire. L'Infopoint racconta il mito, racconta le nostre caratteristiche, le nostre ceramiche, le nostre tradizioni. Per cui personale specializzato all'interno dell'Infopoint potrà dare delle informazioni in lingua, in collaborazione anche col personale della città metropolitana. Le cartine sono state stampate anche in inglese e quindi adesso una grande sinergia fra le strutture ricettive, fra il trasporto pubblico e anche gli esercenti che vorranno associarsi o convenzionarsi, dicevo, con questo marchio che è il Visit Me per poter dare degli sconti a tutti coloro che desidereranno fermarsi in città. E siamo giunti alla pagina sportiva, una notizia di basket. Andrea Saccaggi è un giocatore della Fortitudo. Il suo è un ritorno dopo 4 anni. Nel frattempo ha giocato nel Treviso, a Latina, nella Virtus Roma e a San Severo. Saccaggi, come ricorda il presidente Gabriele Moncada, è un valore aggiunto. Pugilato, Gloria Peritore torna sul ring. La campionessa di Licata compatterà a Rosolini per il titolo mondiale. Vediamo. Nuova prova per la fighter licatese Gloria Peritore il prossimo 29 agosto a Rosolini. The Shadow, così Gloria è conosciuta nel suo ambiente, combatterà per il titolo mondiale ISCA che si terrà a Rosolini. Il galà prende il nome di Evolution Fight, primo evento post-Covid organizzato sull'isola. Vedrà la presenza di nomi del calibro di Enrico Carrara, Roberto Oliva e Martin Michelietto. Peritore è campionessa internazionale di kickboxing, Octagon, Bellator e Fight One ed è anche impegnata in progetti contro la violenza di genere come Donne in Guardia. Gloria The Shadow combatterà contro la titolata atleta francese Ludivine Lasnier nella categoria 52 kg. Questo combattimento ha un grande valore sportivo, afferma Gloria Peritore, ma per me rappresenta anche l'occasione che aspettavo per riabbracciare la mia terra a distanza di anni, cioè è possibile grazie agli sponsor che mi sostengono e ad Evolution Fight che mi ha voluto fortemente. Gloria Peritore è apparsa in forma, si è allenata duramente ed ha archiviato la sconfitta al Saitama Arena di Tokyo in Giappone per KO contro la fortissima giapponese Kana Morimoto, detentrice del titolo mondiale del K1.
Grand Prix è una delle peggiori competitor al mondo con cui confrontarsi sul ring. Gloria Peritore ha perso soltanto un incontro che, anche se importante, si è rivelato un dettaglio di fronte alla grandezza e al valore di questa atleta che ha già vinto tutto nella sua carriera, ma soprattutto di una donna che ha conosciuto la durezza della vita ed ha saputo combatterci ed uscirne vincitrice. La campionessa ricatese è anche un punto di riferimento ed è orgogliosa di essere annoverata nella Fight One fra le atlete di punta. Sicuramente si rialzerà con la grinta, il carattere e le qualità che tutti le riconoscono. Con il concreto appoggio di persone di spessore come i suoi coach Milo e Emanuele Raini farà ancora vivere grandi momenti di sport ed emozioni, a partire da questa nuova sfida che la attende sul ring di Rosolini. Non mollerò di un solo centimetro, ha detto Gloria Peritore, molto concentrata sulla sfida ed emozionata di tornare in Sicilia a pochi chilometri dalla sua città natale, che è appunto Licata. Bene, tutto anche per oggi, grazie della vostra attenzione e arrivederci.